Grido di allarme dell'Assipan Giovani, l'inaudito aumento delle bollette energetiche ha fatto piombare il comparto dei panificatori in una crisi senza precedenti. A dirlo è Rosario Pendolino, presidente provinciale del gruppo Giovani di Confcommercio Agrigento, che si dice molto preoccupato per il domani incerto di tante imprese ed esorta il governo ad assumere le necessarie decisioni in tempi rapidissimi. Il tempo per rimediare sta per scadere e a breve tante imprese chiuderanno e tantissime famiglie rimarranno senza fonte di sostentamento. Pendolino conclude il suo comunicato dicendo: si evidenzia una stima molto preoccupante delle oltre 6.000 imprese del settore associate ad Assipan Confcommercio. Su 30.000 presenti in tutta Italia, a breve ne chiuderanno circa 1.400 e quasi 6.000 posti di lavoro verranno inevitabilmente persi, e questo drammatico scenario da qui a breve diventerà purtroppo un'amara realtà. Tutte le imprese a livello nazionale stanno affrontando una delle sfide più difficili degli ultimi decenni, che è appunto l'innalzarsi forsennato dei costi energetici. Qualsiasi tipo di attività che sia industriale o commerciale oggi ha bisogno di un approvvigionamento energetico. Soprattutto la categoria che oggi mi trovo a rappresentare, quella dei panificatori, sta purtroppo affrontando un momento di difficoltà, devo dire, che non si può trovare appunto nei decenni passati. Assipan conta circa 6.000 associati su tutto il territorio nazionale, e purtroppo da nord a sud abbiamo dovuto constatare che tutti i nostri associati stanno manifestando le stesse difficoltà. Un costo dell'energia e un costo soprattutto del gas fuori controllo, fuori da ogni logica di mercato, che purtroppo ci spinge ad un innalzamento dei costi che fino ad oggi abbiamo cercato di contenere, ma appunto per uno spirito di solidarietà, perché il problema del caro energia è un problema generale, è anche un problema dei privati, delle famiglie, e quindi stiamo cercando insomma di venire incontro a quelle che sono le necessità della nostra clientela. Le ultime notizie purtroppo ci fanno capire che non è più sostenibile portare avanti le imprese con questo livello di costi, e abbiamo iniziato a fare una riflessione a 360 gradi su quello che è il problema, perché il problema è generale, non è il problema di una categoria, non è il problema solo della classe imprenditoriale. Io faccio un esempio pratico: le entrate statali, quelle tramite cui poi lo Stato ci garantisce servizi, riesce a pagare i sussidi di disoccupazione, il reddito di cittadinanza e soprattutto gli stipendi dei dipendenti statali, derivano dalla contribuzione di noi partite IVA, quindi i famosi F24, i famosi contributi che vengono versati il 16 di ogni mese, le spettanze che appunto dobbiamo dare dopo la dichiarazione dei redditi. Tutto questo è quello che dà ossigeno allo Stato, quindi andare incontro ad una possibile chiusura di massa di tantissime aziende crea un problema diciamo a doppio senso. Da un lato avremo un impoverimento delle entrate dello Stato, quindi verrebbe a mancare la contribuzione da parte di queste partite IVA, e dall'altro lato avremo un innalzamento dei costi per quanto riguarda lo Stato, perché tutti i dipendenti, e parliamo di centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio nel solo settore panificatore, tutti questi dipendenti che perderanno il lavoro dovranno ricevere la famosa NASPI, il sussidio di disoccupazione. Quindi io non riesco a capire come uno Stato che riduce le proprie entrate possa sostenere maggiori uscite. Questa situazione ci porta purtroppo a iniziare a vedere il possibile collasso di un sistema economico che veniva già da una fase molto difficile. Io ricordo che abbiamo attraversato 2 anni di pandemia, 2 anni che ci hanno impoverito, che hanno impoverito tutta la popolazione, e penso che a questo punto gli organi governativi debbano prendere delle misure correttive serie.
Io oggi sento parlare soltanto di immissione di liquidità, quindi comunque di altro denaro pubblico che viene messo per tenere basso il costo dell'energia, ma ricordiamoci che quel denaro pubblico comunque è denaro che dovremo poi ripagare noi imprese, quindi oggi ci abbassate i costi dell'energia, ma poi ci aumenterete magari l'IRPEF o altre tasse.